inizia il Festival delle Ville Venete, appuntamenti di valore culturale per scoprire un patrimonio in musica e arte. Ma credo che è importante per noi favorire questo coinvolgimento, sviluppo di questo patrimonio straordinario. 3.800 ville venete, unica realtà al mondo che abbia questa caratteristica particolare. Il problema qual è? Sono tante, sono belle, bisogna renderle interessanti, soprattutto per la loro bellezza, per la loro qualità e farle diventare un fattore economico. Oggi sono belle, impegnative e allora attraverso la cultura, questa cultura che diventa economia, dobbiamo favorire il fatto che i nostri cittadini veneti, ma il mondo e anche attraverso l'Expo che oggi si avvicina a noi, abbia voglia e interesse a venire a visitare. Visitando venga in qualche modo a gustarsi le nostre bellezze e a favorire la nostra economia. 20 ville che offrono spettacoli, che offrono intrattenimento, favoriscono la comunicazione di queste nostre bellezze e con la comunicazione noi siamo interessati che il turismo culturale, il turismo che spende di più fra l'altro, il turismo di città d'arte, che è quello che cresce in Veneto, sta crescendo in controtendenza e spende molto. 140 euro al giorno spende un turista di città d'arte su un PIL veneto di circa il 10% dato al turismo rispetto ai nostri 16 milioni di turisti. Allora credo che questo patrimonio vada messo a disposizione, vada valorizzato proprio in funzione di creare economia e lavoro in Veneto. Ma il sindaco sa come quella previsionale è cambiata da 7 e Si apre proprio oggi il Festival delle Ville Venete che è arrivato alla sua 7ª edizione, ma proprio quest'anno ha dei temi che sono un po' un'anteprima su quello che vuole essere un grande progetto, una grande strategia della Regione Veneto, che è quella di potenziare la strategia economica delle Ville Venete. Noi faremo questo festival che ci condurrà attraverso il Veneto con tutta una serie di iniziative che tendono appunto a dimostrare quanto sono moderne queste stupende dimore che connotano il nostro territorio, lo identificano, ma soprattutto ci accolgono ancora ad oggi con dei messaggi di pace, di serenità e soprattutto di grande condivisione. Partiremo appunto, come abbiamo detto oggi, con una presenza importantissima che è quella di Beatrice Vio. Abbiamo voluto fortissimamente la presenza anche del mondo, diciamo, dello sport sotto tutti questi punti di vista, per far comprendere che gli ostacoli non sono niente in confronto a quelle che possono essere le opportunità che la vita ci può offrire vivendola nella sua interezza. E proprio le ville lo dimostrano e noi oggi qui vogliamo partire da un grande progetto che è quella dell'accessibilità, un'accessibilità che non è solo il superamento della barriera, ma è il superamento di quelle che possono essere delle costrizioni nostre mentali nel non guardare proprio fino in fondo il valore che queste stupende dimore possono dare ancora una volta al nostro territorio. Una grande campionessa, testimonial di un festival, il Festival delle Ville Venete, è arrivato alla 7ª edizione. Qual è l'importanza di questo festival? Secondo me è la cosa più importante, dato che è un'anticipazione per l'Expo, soprattutto uno dei temi più importanti è l'accessibilità in tutto per tutto, per cui anche il fatto che tutte queste ville siano molto accessibili per tutte le persone è una cosa bellissima, per cui può arrivare una persona in carrozzina, può vedersi la villa perfettamente, per cui trovo che sia una cosa importantissima e ringrazio tantissimo per l'invito a essere venuta qua. Il Festival delle Ville Venete, come avrà già detto qualcuno, è una manifestazione importantissima, però io volevo puntualizzare solo il recupero di questa Villa Veneta, che ha permesso alla Regione del Veneto di risparmiare dei soldi pubblici di affitto in altre situazioni e di dare, oltre agli uffici, una sistemazione decorosa, una sistemazione e un utilizzo a tutta la cittadinanza. Per cui finalmente un bene pubblico messo a disposizione della cittadinanza con un risparmio di soldi pubblici.